Sarà di sole 50 agenti, 23 donne e 27 uomini, l'incremento complessivo stabilito per i 10 istituti carcerari del Veneto, numero notevolmente inferiore rispetto alla reale necessità di nuovi agenti evidenziata dalla Federazione Nazionale Sicurezza CISL Veneto, che ora valuta un'ampia e diffusa mobilitazione. Nel dettaglio si tratta di 10 nuovi agenti per Vicenza, 7 per Padova, 4 per Belluno, 10 per Rovigo, 20 per Treviso, 4 per Venezia e 5 per Verona. Ed è davvero profondo il malcontento della categoria che rappresenta e tutela i lavoratori e le lavoratrici della Polizia Penitenziaria in seguito all'incontro con il provveditore del Triveneto Maria Milano, Marco D'Aragona. L'obiettivo era quello di discutere quanto definito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che per tutti i 16 istituti del Triveneto, in aggiornamento al decreto ministeriale del 2017, ha nei giorni scorsi assegnato un incremento di risorse pari a 96 agenti. La situazione già critica è ulteriormente esasperata dal perdurante atteggiamento antisindacale emerso anche da quest'ultimo incontro, ha commentato Giuseppe Terracciano, segretario regionale aggiunto di FNS CISL Veneto. Da parte nostra è ampia l'insoddisfazione riguardo alla proposta nella sua globalità, anzitutto per i numeri in sé, perché largamente insufficienti a colmare il gap tra la dotazione e le effettive necessità, ma ancor più perché è proprio una politica di assunzioni straordinarie a mancare, ossia una visione di prospettiva. Carceri affollate di gran lunga rispetto alla capacità di accoglienza, episodi frequenti di aggressione verso gli agenti, carenza di direttori e funzionari con l'inevitabile impatto a livello di efficienza organizzativa e non da ultimo un numero sempre maggiore di detenuti in disagio psichico per la cui gestione mancano risorse umane, strumenti e protocolli. Sono elementi di criticità comuni a tutti i 10 istituti carcerari del Veneto, terza regione per indice di sovrappopolamento dopo Puglia e Lombardia, che fanno conti pesanti con un organico nel complesso fortemente sottodimensionato sia per la polizia penitenziaria che per gli operatori sociosanitari. Una situazione ormai cronica, come del resto accade per l'intero sistema carcerario italiano.